Nuovo appuntamento dedicato all'Istituto Oncologico Veneto. Per quanto riguarda questa puntata, assieme alla dottoressa Lonardi, assieme al dottor Lupakis, andremo ad affrontare il tema del tumore del colon retto, tumore che è uno tra i più rilevanti in termini di numerosità. Di conseguenza, all'interno dell'istituto la parte di trattamenti e cure che riguarda questa patologia riveste una certa importanza. La nostra tipologia di approccio vuole essere una presa in carico globale del paziente e quindi da questo punto di vista quello che noi possiamo offrire è non solo di cercare di offrire la miglior offerta di trattamento oncologico, ma di prendere in carico il paziente con tutte le sue necessità e quindi anche offrire un supporto dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista della presa in carico psicologica e della gestione dei sintomi da malattia, oltre che di quelli correlati al trattamento. Per quanto riguarda questo tipo di tumori, i pazienti sono tutti uguali? Assolutamente no, ed è proprio per questo che sono partita dal dire che crediamo molto nella presa in carico globale, cioè di poter curare il paziente e non il suo tumore. Questo perché ognuno è diverso, non solo sono diversi i tumori, ma sono diversi i pazienti che portano il tumore e quindi il nostro obiettivo è quello di valutare con le più innovative tecnologie gli aspetti biologici e molecolari della malattia, ma anche di non perdere di vista tutto quello che può essere il bisogno assistenziale del paziente che ha quella malattia con quelle determinate caratteristiche. Questo può portare ad offerte di trattamento molto diverse a pazienti apparentemente simili, o perché la biologia della malattia che portano è molto diversa, oppure perché a parità di biologia di malattia le esigenze del singolo paziente rispetto all'obiettivo di cura possono essere diverse. La chemioterapia rimane comunque la terapia standard? Diciamo che oggi la chemioterapia rimane ancora il pilastro su cui si fonda il trattamento del tumore colorettale, anche se in realtà sono sempre di più i sottogruppi di pazienti che possono beneficiarsi di trattamenti combinati di chemioterapia e farmaci innovativi, quindi farmaci a bersaglio molecolare, oppure gruppi di pazienti che possono ricevere trattamenti totalmente non chemioterapici, ad esempio sottogruppi di pazienti che possono essere trattati con immunoterapia. Anche per questo tipo di tumore quindi si va verso sempre più una terapia personalizzata da paziente a paziente? Assolutamente sì, infatti è molto importante aiutare il paziente a capire che quando si sceglie come partire con un trattamento bisogna farlo con tutti gli elementi in mano, è più importante iniziare con il piede giusto e quindi avendo tutte le informazioni biologiche oltre che di imaging e di parametri ematologici, è molto più importante, dicevo, iniziare col piede giusto, conoscendo bene che cosa abbiamo davanti, piuttosto che iniziare con un trattamento generico, diciamo così, ad ampio spettro per iniziare il giorno dopo di quando c'è la diagnosi. Questa non è una malattia acuta, è una malattia in cui è importante un adeguato inquadramento prima di scegliere come partire, perché quello che io scelgo oggi avrà una ripercussione poi in tutto il percorso terapeutico del paziente. Si possono anche stimare delle tempistiche per quanto riguarda un percorso terapico? Sì, allora diciamo i pazienti sono molto diversi tra di loro, abbiamo pazienti che vengono operati in una maniera completa e radicale dal chirurgo, a cui poi verrà proposto un trattamento cosiddetto precauzionale per ridurre il rischio di ricadute e questo tipo di trattamento post-operatorio grossolanamente dura 6 mesi e poi il paziente verrà avviato alla sua sorveglianza. Ci sono invece pazienti che non hanno una malattia immediatamente resecabile dal chirurgo, in cui il percorso è più di medio-lungo termine,
Può essere che poi lungo questo il percorso vengano comunque riaffidati al chirurgo, ma l'ottica diventa un'ottica più di lungo periodo. In questi pazienti si comincia con un trattamento che si rivaluta ogni 2 mesi circa per aggiustare il tiro ove fosse necessario, oppure per proseguire con la medesima terapia o fare anche delle pause terapeutiche. Assieme al dottor Loupakis, per quanto riguarda il tumore del colon retto, andiamo a capire innanzitutto se esistono dei farmaci innovativi che sono disponibili oggi. Il tumore del colon retto rispetto ad altre neoplasie ha fatto un po' di fatica negli ultimi tempi a sviluppare delle strategie terapeutiche innovative, anche a identificare dei nuovi farmaci che possano rivoluzionare la storia naturale di questa malattia. Questo nel colon retto non è successo ad oggi, anche se non più di 2 anni fa abbiamo acquisito in clinica una nuova molecola e soprattutto negli ultimi 2-3 anni abbiamo imparato come utilizzare meglio i farmaci che avevamo, quindi come combinarli al meglio tra loro e come scegliere meglio i pazienti da destinare ad uno o ad un altro dei trattamenti che già avevamo a disposizione. Nel corso di quest'anno, probabilmente gli inizi dell'anno prossimo, avremo inoltre per le fasi più difficili, più avanzate, un nuovo farmaco a disposizione che passa sotto la sigla di TAS 102, il prima è un farmaco che si chiama Regorafenib. Sono molecole che certamente ci aiutano a trattare meglio i nostri pazienti, ma probabilmente non sono quello che speravamo. Diverso è quello che stiamo sperimentando negli ultimi anni e questo apre la porta a delle possibilità straordinarie. Anche nel colon retto, esattamente come in altre neoplasie, si stanno aprendo delle prospettive di trattamento che sono certamente di grande interesse e straordinariamente promettenti. Sembra quasi scontato sottolineare quanto sia importante la ricerca per quanto riguarda appunto queste pratiche, queste terapie. È proprio quello che pensavo mentre dicevo le parole di qui sopra. Il problema grosso che abbiamo nello sviluppo dei farmaci è capire fin dall'inizio quali sono i pazienti che possono trarre il maggior beneficio, quali sono i pazienti che sono a rischio di avere degli effetti collaterali eccessivi e soprattutto combinare queste cose per sviluppare al meglio dei farmaci nuovi. Questo in realtà, grazie alla ricerca, si può fare sempre di più. Bisogna farlo però con una ricerca che sia anche una ricerca che noi chiamiamo no profit, indipendente, ricerca accademica, ricerca che nasce dall'idea dei singoli ricercatori e che magari può avere, per altri, non per noi, anche delle implicazioni di interesse industriale, di commercializzazione, di proventi economici. Per i veri ricercatori l'obiettivo è un altro ed è naturalmente quello di poter avere dei risultati più eccezionali possibili per i nostri pazienti, però per poter fare questa ricerca con prontezza, con innovazione e con l'adeguato rendimento c'è bisogno di finanziamenti e quindi c'è bisogno dell'aiuto delle persone che vogliono e che possono in qualche modo sostenere questa ricerca. Anche perché all'orizzonte ci sono degli obiettivi che sono raggiungibili. Cosa ci si può aspettare dal prossimo futuro? Beh, ci sono, senza entrare in troppi dettagli tecnici, ma ci sono tutti gli elementi e tutte le basi per considerare il tumore del colon retto non più una malattia, ma molte malattie tutte insieme. Non nel singolo paziente, ma semplicemente intendo dire che sotto la categorizzazione, sotto il nome di tumore del colon retto entrano malattie che probabilmente sono molto diverse tra loro, tanto da essere delle malattie diverse. Questa diversità incontra la diversità di ogni singolo paziente nel creare un infinito numero di combinazioni. La nostra difficoltà sta nel cogliere questa corrispondenza e questa specificità. I farmaci che abbiamo a disposizione, alcuni di questi sono qui allo IOV, sono ancora più nuovi, lo saranno nei prossimi.
cercano di raccogliere questa necessità e quindi di identificare dei pazienti, dei sottogruppi di pazienti che possono trarre il massimo beneficio da delle terapie innovative. 3 esempi soprattutto: immunoterapia per il tumore del colon retto in un gruppo di pazienti che hanno una forma di tumore del colon retto particolare, che si chiama, con un nome molto particolare e strano, microsatellite instabile. Esistono dei tumori che hanno invece l'addizione di BRAF mutati, anche questi tumori dovranno essere trattati in maniera diversa. Ci sono dei tumori che chiamiamo HER2 positivi, anche questi tumori meritano un trattamento e un'attenzione diversa. Su tutti questi 3 filoni l'impegno come noi ricercatori, di noi come ricercatori dello IOV è sempre stato massimo, e lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, fino, ci auguriamo, all'introduzione nella clinica il prima possibile, parliamo di cose davvero concrete, di questi farmaci per i nostri pazienti.